Sarà il braccio operativo sul territorio veneto per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Fondazione Cortina dovrà occuparsi di promozione e organizzazione in connessione con enti pubblici, con la società infrastrutture e con la quasi omonima Fondazione Milano Cortina, che funge da interlocutore diretto con il Comitato Olimpico. L'atto costitutivo è stato firmato dai tre partner, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d'Ampezzo. Stefano Umberto Longo, da presidente, avrà il compito manageriale di recuperare i 2 anni passati che, complice il Covid e la lentezza della burocrazia, hanno mantenuto sostanzialmente sulla carta i molti progetti presentati. Qual è il timore più grande però, Sindaco? Il timore ce ne sono diversi, ma i timori credo che aiutino anche a far bene. Certamente la presenza oggi del governo, la presenza evidentemente della regione e delle municipalità della provincia c'è sempre stata, ma la presenza del governo sta dando una grande mano. Quindi per me il timore è quello che dobbiamo cercare di continuare a lavorare assieme, come abbiamo dimostrato in questi ultimi 8-10 mesi, e siamo sulla strada giusta e quindi ci vuole sicuramente anche un po' di coraggio, ma credo che sicuramente sarà per tutti noi un grande momento e una grande opportunità. Il bicchiere è mezzo pieno, in questi 2 anni come vi siete portati avanti? Ma devo dire che secondo me in questi 2 anni si doveva fare di più e quindi dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto. Un tempo perduto che è ovviamente legato a un grande gioco di squadra che deve partire dalla Fondazione Olimpiadi, dal governo, dalla regione, dalla provincia, dal comune e soprattutto cercare di sfruttare al meglio queste strutture commissariali. Abbiamo bisogno di velocizzare tutti gli iter autorizzativi di queste infrastrutture che sono fondamentali per arrivare alle Olimpiadi e permettere a chi verrà a vedere le gare delle condizioni di qualità, diciamo così, di mobilità che siano degne di un evento come quello delle Olimpiadi. È comunque un fattore ossessivo il tempo, si diceva anche prima. Sì, ha ragione il Presidente Longo, il tempus fugit, lo dicevano nel 600, ma in questi giorni lo torniamo a dire anche noi, nel senso che per noi il tempo è un fattore ossessivo dall'altro e anche perché vogliamo fare le cose bene, però le Olimpiadi le faremo, non ci saranno dubbi sul fatto che le faremo.